Oh, che bella! Eccoci alla Grotta dell'Orco. Mamma mia, che bella! Il nome deriva da una delle tante leggende che giravano da queste parti, a base di orchi, streghe, folletti e chi più ne ha più ne metta. Una di queste parlava di un orco che si divertiva a echeggiare le sue lugubri risate al passaggio dei viandanti. Ma appunto, come detto, questa è solo una leggenda. Qui non c'è nessun orco, vero? Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. A distanza di pochi giorni torniamo sui Colli Iberici e questa volta nella zona di Brendola, per la precisione a San Vito di Brendola. Siamo davanti alla chiesa del paese e da qui parte il sentiero numero 31, chiamato il Sentiero di San Vito e delle Fontane. Si tratta di un percorso a doppio anello con tantissimi motivi di interesse. Dopo aver percorso qualche centinaio di metri su via Lampertico, qui abbandoniamo la strada, seguiamo il segnavia 31 e inizia la parte sentieristica. Fra poco raggiungeremo il primo punto di interesse, una delle tante fontane, e cioè la fontana dello Scaranton. Il percorso è perfettamente tabellato, ci sono segni vecchi, segni nuovi, ma soprattutto i cartelli con il numero 31. Stiamo camminando all'interno del Bosco della Marognetta e qui, dopo una svolta a sinistra, abbiamo raggiunto il Covolo della Marognetta, uno dei tanti covoli che ci sono qui nei Colli Iberici. Si tratta di grotte naturali dove in passato trovavano riparo certe persone. E questa ha una particolarità, che in passato si pestava il tabacco di nascosto perché era proibito. Arrivati a questo punto, noi giriamo a sinistra seguendo il 31 e abbandoniamo un percorso che va verso la Porta dei Iberici che ci ha accompagnato fino a questo punto. Arrivati a questo incrocio, seguiamo il cartello verso destra e poco dopo abbandoniamo la strada seguendo sempre il segnavia numero 31.
Siamo arrivati alla seconda fontana di questo percorso, e cioè la Fontana Valentini. La manutenzione di questo sentiero delle fontane è a cura del gruppo alpini di San Vito di Brendola e bisogna dire che hanno fatto veramente un lavoro eccezionale. Siamo arrivati al punto di incrocio del doppio anello del sentiero 31. Andando a sinistra si fa il percorso più breve, che riporta al punto di partenza abbastanza rapidamente. Ma così facendo però si taglia fuori la parte più bella e spettacolare dell'intero percorso, e quindi noi andiamo a destra e facciamo il percorso lungo. Siamo arrivati alla terza fontana del nostro itinerario di oggi, la Fontana dell'Orco, e poco più su c'è anche la Grotta dell'Orco. Oh, è questa? Sì, Ah, è no, questa. O forse quella più avanti. Oh, oh, che bello. Eccoci alla Grotta dell'Orco. Mamma mia, che bella. E dopo la Fontana dell'Orco, con una breve ma ripida salita con tanto di corda che può servire d'aiuto in caso di terreno scivoloso, eccoci alla Grotta dell'Orco. Il nome deriva da una delle tante leggende che giravano da queste parti, a base di orchi, streghe, folletti e chi più ne ha più ne metta. Una di queste parlava di un orco che si divertiva a echeggiare le sue lugubri risate al passaggio dei viandanti. Ma appunto, come detto, questa è solo una leggenda. Qui non c'è nessun orco, vero?
Qui non hanno certo lesinato con i segnavia, ce ne sono 4 o 5 in fila, uno dopo l'altro, a destra e a sinistra. Non si può sbagliare. Si scivola. Mamma mia. Serve. Bene. Bello scivoloso. Ecco capito. All'altezza di un capitello sulla sinistra seguiamo il 31 e torniamo dentro al bosco. Spavento. Ciao. Eccoci tornati al punto di stamattina dove si incrociano i due anelli e quindi, fatto la parte superiore, quella lunga, adesso scendiamo per il percorso corto fino al punto di partenza. All'altezza della Corte Benedettina lasciamo la strada, seguiamo il 31 e ci buttiamo in mezzo ai prati. Eccoci arrivati alla quarta e ultima fontana del nostro sentiero 31, la fontana di San Vito. Da qui adesso basta scendere giù per la strada e in pochi minuti si torna al punto di partenza. Il sentiero di San Vito e delle fontane è veramente un percorso bellissimo, pieno di punti di interesse e ben segnalato e tabellato. Complimenti al gruppo alpini di San Vito di Brendola che lo mantengono in questo modo. Noi ci salutiamo qui, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Outdoors. Vi lasciamo in descrizione la traccia GPX, grazie e alla prossima escursione con Antelacus.